Sono leggi come quelle del 38 in cui hanno sancito la superiorità di una razza rispetto ad altre, leggi fatte a seguito di manifesti pubblicati dove scientificamente veniva dimostrato alcune cose, abbiamo visto che cosa è successo. La legge sui vaccini come il manifesto della razza. Va giù pesante l'ex sindaco di Resana Loris Mazzorato, che le figlie non le vuole vaccinare e che è disposto a tenersele a casa pur di combattere l'obbligo di immunizzazione. E oggi è la prova dei fatti: delle due figlie la più piccola, che andrebbe all'asilo, l'ha tenuta a casa, mentre l'altra, che frequenta le elementari, l'ha portata a scuola. Non c'è stato nessun problema, l'ho accompagnata fino all'ingresso, perché i genitori di più non possono fare, ed è stata accolta come tutti gli altri giorni, assieme a tutti i bambini sani. E quando gli poniamo la questione dei bambini immunodepressi, quindi a rischio contagio letale, che l'ex sindaco si infervora ancora di più. Questa è una grande bufala che stanno dicendo per spaventare i genitori. Allora, alle elementari immunodepressi non ci sono, alle medie non ci sono, in un centro commerciale non ci sono. Allora, che facciano una legge fatta bene, è inutile che spaventino e terrorizzino i genitori e li obbligano su cose che non sono né in cielo né in terra. Se è vero che c'è un problema per gli immunodepressi, deve esserci anche dentro i centri commerciali, dentro le navi, dentro i treni e in modo particolare dentro il Senato e il Parlamento. Mazzorato sa benissimo che il futuro delle due figlie non vaccinate, almeno a breve termine, non sarà all'interno di una scuola pubblica. Se la lasciano a casa, sono orgoglioso di questo, vuol dire che viviamo in un regime nazista, fascista, comunista, dove vige la legge del razzismo e vengono estromessi bambini sani perché devono dimostrarmi che mia figlia può contagiare un immunodepresso. Intanto però per la piccolina già pensa al doppio ruolo. Farà il papà homeschooling. Mentre per quella più grandina Mazzorato è disposto a pagare. Se questo è l'obbligo, sì, lo faccio, però io faccio anche una domanda. Alle elementari, agli asili nido non lo puoi mandare perché non sei in regola con la documentazione. Alle elementari basta che paghi la sanzione e il bambino non può più contagiare nessuno. Questa è la contraddizione. Infine il messaggio ai genitori dei bambini immunodepressi. Non crediate, perché un bambino sano può essere quello che infetta il loro figlio immunodepresso, possono essere anche bambini vaccinati, i famosi non responder, che possono contagiare i loro figli immunodepressi.